Um, Con il sindaco di Conegliano, Fabio Chies, oggi un grande successo qui a Expo Conegliano, tanta gente e una straordinaria giornata. È un successo incredibile come ogni anno, ma quest'anno forse ancora più del solito. Avremo più di 100.000 persone tra sabato e domenica in un corollario che vede la città riempita da una serie di eventi incredibili, però il contenitore vero e proprio è l'Expo. Un Expo per il quale ringraziamo Beppi Doimo perché è il 42esimo anno che si cimenta in questa incredibile iniziativa e oggi più che mai vediamo un'Expo viva, un'Expo diversa, un'Expo ancora più elegante dove possiamo vedere tutto il meglio del Made in Italy ma anche tutto il meglio di quello che abbiamo nel mondo dell'automobile e anche nel mondo di tutto quello che è il futuro, perché oggi abbiamo fatto un bellissimo convegno sulla mobilità sostenibile a San Francesco, ma devo ripetermi, questo è un evento unico. Ringraziamo il Club dello Stroppolo perché a Conegliano ogni anno porta 100.000 persone. Grazie veramente per quello che fanno e grazie per le auto che ci fanno vedere. Siamo con Giuseppe Doimo, presidente del Club dello Stroppolo, ormai un'esperienza importante qui a Conegliano, tanti anni di Expo e sempre grandi emozioni. Diciamo che l'esperienza è tanta perché 42 edizioni non sono poche, siamo partiti così per un qualcosa di novità, di fare un qualcosa di aiuto per una beneficenza ed è nato l'Expo. Dunque, e siamo riusciti sempre ad aggiornarlo, questo è importante, perché noi cerchiamo sempre come nostra associazione l'identità dell'amicizia all'interno del gruppo nostro, che è importantissimo. È un evento che piace, un evento che attira ed è un evento che porta tanta gente in città e questo per noi è gioia perché vedere Conegliano viva è comunque ad un'amministrazione fa sempre piacere. C'è una grande manifestazione, è importantissima la sicurezza. Come si è organizzata la città di Conegliano oggi? Sì, la sicurezza è importante, infatti specialmente questa manifestazione che porta migliaia di persone si sta lavorando da mesi per fare dei piani di sicurezza sempre più stringenti, ma soprattutto per garantire lo svolgimento tranquillo di ogni manifestazione. E difatti abbiamo visto insomma, che finora tutto è andato bene e il piano è stato studiato proprio nei minimi particolari. In un momento storico in cui le risorse sono sempre meno, il Comune di Conegliano garantisce in ogni caso degli eventi di qualità. Quanto è difficile? È difficile, però questo è un evento importantissimo per noi, per cui ha la priorità, perché voi avete visto oggi quanta gente è passata per Conegliano. E devo dire un grazie a Beppi Doimo che da 42 anni garantisce questo evento, che è un evento incredibile di pubblico, per cui penso che il nostro sostegno non mancherà mai a questa manifestazione proprio per questo motivo, perché crea anche un indotto incredibile alla fine, sia a chi produce le auto e dopo le vende e sia anche ai commercianti, ai ristoratori, ai bar. Credo che sia molto importante per noi.